Buongiorno cari amici e benvenuti alla 12ª lezione di Radiestesia Basic. Oggi, come vedremo, incominceremo a incontrare i numeri cosmici Busby. Però prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social e soprattutto su Telegram al lunedì alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo gratuito. Chiaramente i link sono qui sotto, vedete qui sotto in descrizione ci sono i link per poterci raggiungere. L'iscrizione al gruppo di Telegram è gratuito come quello sui social. E mi raccomando, anche un super like fa sempre comodo e tira su di morale e incoraggiamento. Bene, avete visto questo quadrante di radiostesico per la valutazione, vi ricordo che questa è il 12° incontro, naturalmente gratuito, e di radiestesia basic, e quindi potete andare a vedere anche gli altri 11 per chi non li ha ancora visti, così che non mi dilungherò su questo quadrante radiostesico per la valutazione, che praticamente è la base. Dove si trova o nei nostri gruppi Facebook di Il Legale Marietto Veneziano o nel sito del capitano.altervista.org, dove ci sono circa una ventina di ebook con tantissimi circuiti e quadranti radiostesici, circuiti radionici gratuiti da scaricare e subito operanti. Quindi qui non mi dilungo perché ho già spiegato nelle altre 11esime pillole questo quadrante radiostesico, ma passiamo subito al quadrante in questione. Vedete, questo qui è il quadrante che chiaramente trovate sempre negli ebook gratuiti del vostro Marietto Veneziano. Questo qui è un famosissimo quadrante dove, come avete visto, dall'est stanno arrivando una colonizzazione di personaggi che propinano questi numeri cosmici, no? Non hanno inventato l'acqua calda, sono sempre esistiti ad almeno 200 anni come minimo. Quindi vediamo come poterlo utilizzare. La prima cosa è avere un bel pendolino. Io vi ho già spiegato che questo è di ottone, ma ce ne possono essere di tanti altri modelli, pietra, materiale duro o ad esempio pietre preziose o legno. Quindi noi abbiamo due zone, vedete, questa zona va dall'1 al 15, la seconda zona va dal 9 allo 0. Su qua si fa la domanda e su qua si ricerca i numeri. Sono due zone ben distinte di questo quadrante radiostesico. Serve per trovare i numeri cosmici in modo che poi li mettiamo in un valorizzatore, in un aggregatore, e poi possiamo utilizzarli in altri modi. Ma oggi proprio vediamo la base. Quindi ipotizziamo che io cerchi ad esempio un numero cosmico per riuscire a migliorare l'acufene. Questo rumore che si sente, questo filo che si sente nell'orecchio. Allora cosa facciamo? Prima di tutto prendiamo l'indice e lo mettiamo sopra questo simbolino qua. Vedete? Cioè, scusate, prima prendo il pendolino, sono andato troppo avanti. Prima prendo il pendolino e chiedo sopra questo simbolino qui il numero che mi aiuterà a migliorare la mia situazione con l'acufene. Quanti numeri? Quindi a questo punto mi dice che io avrò bisogno di ricercare 13 numeri, vedete? 13 numeri. Quindi cosa faccio? Adesso so che ho bisogno di 13 numeri, quindi mi posizionerò qui con l'indicino. E i 13 numeri dove li cerco? Li cerco in questa zona qua, vedete? In questa zona qua praticamente del circuito, del quadrante radiostesico. Prenderò chiaramente una carta e una penna e comincerò. Mi posiziono col pendolino e cercherò il primo numero. Il primo numero è 4. Quindi mi fermerò, scriverò il numero 4. Poi passerò al secondo fino al 12. Quindi il secondo numero sarà 5. Vedete? Quindi prenderò il secondo numero e scriverò 5. E via dicendo fino a 12. Il terzo numero sarà 9, vedete? Quindi mi fermerò e scriverò 9. Finito di aver trovato i 12 numeri, praticamente io avrò questa stringa di numeri che devo però valorizzare, cioè aggregare al soggetto, al testimone, perché se so che per me metto la fotografia. E cosa useremo? Useremo
questo decagono, vedete? Scusate che non si vede bene, comunque lo metto così, va, a favore di camera, però qui si cerca il nord, vedete? E qui questo decagono qui si mette la stringa di numeri con praticamente la foto, il testimone che vi ho già detto che può essere un cappello, un pezzo di unghia, il nome scritto col cognome, la data di nascita, insomma qualsiasi cosa che rappresenti un surrogato, che rappresenti la persona su cui si vuole lavorare con questo numero cosmico. Chiaramente i numeri cosmici sono ad hoc, su come un vestito, e servono solo per quella persona qui. Quindi cosa succede? Quando noi metteremo il nome, il cognome o la foto e il numero cosmico, questi 3 decagoni realizzeranno questo impegno, questa, come si suol dire, questa energia, questa onda di forma che si aggregheranno a queste persone. Quindi se io metto il numero cosmico di guarire per l'acufene, questo numero incomincerà a influenzare il campo vibrazionale, i corpi sottili del soggetto. Quindi chiaramente se la patologia è importante, si può lasciare anche per tutto il tempo in cui non si vedono miglioramenti, oppure si può utilizzare il circuito per il tempo per sapere quante ore si può lasciare nel decagono. Chiaramente il minimo è 5 ore. 5 ore che è proprio il minimo eventuale, se no, se non vi fidate, come al solito il vostro marietto vi consiglia di usare il quadrante radiostesico per la valutazione dell'oro, che si trova come al solito nel sito alcapitano.altevista.org. Bene cari amici, questa è la 12ª lezione basic di radiostesia del vostro marietto veneziano. Vi ricordo che questo qui è il quadrante radiostesico per trovare i numeri Busby cosmici, e vi ricordo che in Italia negli ultimi 5-6 anni è arrivata una corrente dell'ES che spiegava che aveva solo lei i numeri cosmici. In realtà noi i numeri cosmici li conosciamo da tantissimo tempo, è solo che non abbiamo questo forte sistema di marketing, perché purtroppo per problemi di campionerismo ogni radiostesista se li tenuti stretti. Invece dall'altra parte sono un po' più svegli e hanno fatto una grandissima invasione di campo proponendo un loro messia, ma in realtà ognuno di noi, o almeno quelli che hanno il dono della radiestesia e hanno praticamente la possibilità di acquisirli, questi numeri possono tranquillamente utilizzarlo, e funziona. Bene cari amici, il vostro marietto è finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degano Marietto Veneziano, di venirci sempre a trovare nei nostri gruppi social e chiaramente anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo, e non mancate chiaramente al mercoledì per le pillole di ricerca col pendolino gratuito, una mezz'oretta dalle 20:30 alle 21 col vostro marietto veneziano mercoledì sera, e anche in via del tutto eccezionale al sabato alle 15:30 col vostro marietto. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.